Maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, Monsignor Guido Marini, ha fatto pervenire al gremio dei viandanti la casula mariana di Papa Francesco. Tale paramento è stato donato al gremio per essere esposto nel suo museo. Credo sia bello che i gremi, in questo caso il gremio dei viandanti, sviluppi, promuova il proprio legame con il Magistero del Papa, poiché la spiritualità dei viandanti è un tema che per loro è legato alla spiritualità mariana, e il Papa più volte ritorna nei suoi messaggi, nelle sue esortazioni, finché la Chiesa sia una Chiesa in cammino, il cristiano si senta in cammino, tutti ci mettiamo in cammino, verso Cristo, per riscoprire Cristo nella nostra vita, nella nostra esistenza. Pertanto la sottolineatura anche del legame con la sede apostolica, il legame con il Magistero del Santo Padre è tanto importante, perché peraltro ben si innesta nel cammino pastorale che sta vivendo la Chiesa diocesana. Recuperare la memoria è molto importante, perché oggi noi viviamo in una società molto disconnessa. La disconnessione storica crea dei circuiti. Non dobbiamo cadere nell'archeologismo, perché dobbiamo cogliere invece la dimensione originale di queste realtà, che erano luoghi di fede, itinerari di fede, luoghi di solidarietà, spazi di vita solidale. Adesso noi ci troviamo qui nel gremio dei viandanti. Ho letto con molto piacere nella rassegna stampa che giorni fa hanno donato il sangue. Questo è un esempio, altri avranno fatto altre cose, ma questa dimensione mariana e cristiana mi sembra tanto importante. Quindi per me sono dimensioni e persone vive della Chiesa, e dobbiamo camminare assieme.